Addio alla Lega Nord. Il nuovo soggetto politico Lega per Salvini Premier, depositato per statuto nell'autunno 2018, è pronto a camminare con le sue gambe. In Veneto la nuova formazione riunirà i militanti che da oggi hanno la possibilità di aderire, tesserandosi nei circa 250 gazebo sparsi in tutta la regione. Apripista il comune bellunese di Limana, che ha anticipato il lungo weekend di San Valentino. Lunedì a Milano è stato sottoscritto l'atto costitutivo della nuova associazione politica, che è la Liga Veneta Lega per Salvini Premier, e quindi si va alla fase costitutiva del nuovo soggetto politico. Dopo un anno di rodaggio, ora parte la vera fase costitutiva, che culminerà con i congressi nazionale e federale del prossimo novembre. Si parte intanto con il nome, perché abbiamo mantenuto la Liga Veneta nella nostra addizione, Liga Veneta Lega per Salvini, e quindi dando anche una garanzia che la linea del partito non cambia. Capisaldi i temi di sempre, autonomia e sicurezza, che restano marchiati a fuoco nell'agenda del nuovo soggetto politico. Un calendario fittissimo di impegni, quello dei prossimi mesi, sempre che non cada il governo, dice Gidoni, nel qual caso il Veneto potrebbe perdere il presidente Zaia, che proprio per questo non ha ancora sciolto la riserva per le prossime regionali. La Lega è pronta in Veneto? Ma certo che sì, cioè la Lega oggi ha molti suoi esponenti in grado di fare il governatore. Luca dovesse essere chiamato ad altri impegni ovviamente molto importanti, perché questo poi è quello che conta, sicuramente la squadra è in grado di esprimere un nuovo candidato.